Ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Info FVG. Andiamo a seguire notizie, aggiornamenti e curiosità dalla regione Friuli Venezia Giulia. Partiamo subito da Pordenone, dove è stata inaugurata in corso Garibaldi presso Corte Torres la nuova sede di sviluppo e territorio, associazione che si impegna attraverso varie iniziative a dare competitività al commercio e alle attività economiche e sociali del centro storico di Pordenone. Ne parliamo in questo servizio insieme al sindaco Alessandro Ciriani, al presidente dell'associazione Sviluppo e Territorio Alberto Marchiori, al presidente del Teatro Verdi di Pordenone Giovanni Lessio, all'assessore di Fiume Veneto Michele Cioel e insieme al direttore dell'associazione Andrea Malacarte. Oggi abbiamo inaugurato la sede di Sviluppo e Territorio che fino all'altro giorno si è appoggiata all'ASCO Confcommercio, perché abbiamo intenzione di onorare il nome dell'associazione Sviluppo e Territorio, e cioè ampliare le nostre attività. Un territorio piccolo come il nostro non può ragionare per compartimenti stagni, ma ha bisogno di trasformare quella che spesso è una parola retorica, fare squadra, in qualcosa di concreto. Abbiamo un tessuto commerciale che soffre, soprattutto in periferia, abbiamo molti finanziamenti dai ministeri piuttosto dall'Europa che devono essere intercettati, dobbiamo parlare con unica voce nei confronti della nostra regione. Mettere insieme le istituzioni, i comuni, le categorie economiche, le associazioni significa fare massa critica e mettere insieme anche tutte le potenzialità, le energie, le idee, i cervelli per fare in modo che tante idee, tante opportunità non vengano sciupate. Sviluppo e Territorio vuole anche incentivare tutta la promozione culturale di tutta la provincia di Pordenone. Come Comune di Fiume Veneto abbiamo aderito a Sviluppo e Territorio nel 2020 e nonostante il periodo di Covid abbiamo subito avviato delle iniziative e organizzato degli eventi per i nostri commercianti, per i nostri cittadini. Nel tempo li abbiamo implementati, l'anno scorso è stata l'occasione di Agriflumen, una fiera agroculturale alla prima edizione che è stato un successo. Un braccio operativo a disposizione dei comuni, abbiamo due anime, una istituzionale che è quella di fare le grandi strategie per il territorio e quella commerciale che si occupa di organizzare gli eventi nei vari comuni. Ad oggi abbiamo 15 comuni associati, in tutti creiamo qualche evento, facciamo le attività, facciamo soprattutto attività per portare gente, per cercare di portare flussi tra comuni e cercare anche di incentivare proprio la partecipazione alla vita cittadina e al commercio cittadino. E passiamo a un'altra notizia dalla regione: incentivi alle imprese che assumono giovani e donne. La notizia arriva dal sito friulioggi.it. In Friuli Venezia Giulia si punta a superare il gap di genere e quello di generazione sul mercato del lavoro. La regione ha modificato il regolamento sugli incentivi alle assunzioni a tempo determinato, aggiungendo due categorie: i giovani d'età compresa tra i 18 e i 35 anni disoccupati e le donne disoccupati tutti da almeno 4 mesi consecutivi. Come ha illustrato anche l'assessore regionale al lavoro e formazione Alessia Rosolen, tutti gli incentivi già stabiliti rimangono in vigore, a essi si aggiungono le nuove categorie dei giovani e delle donne secondo un requisito fondamentale: il contratto a tempo determinato per ricevere il contributo regionale non deve essere inferiore a 12 mesi. Più nel dettaglio potete leggere la notizia sul sito friulioggi.it per capire anche come funzionano i nuovi incentivi. Chiudiamo ancora con un'ultima notizia, si legge anche dai social del presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, una bella notizia che arriva dai giovani di Monfalcone. Saranno infatti i ragazzi dell'Istituto Sandro Pertini di Monfalcone a preparare e servire la cena di gala del 1 giugno al Quirinale. Scelti insieme a studenti di Val d'Aosta, Trentino e Molise, rappresentano l'eccellenza italiana della formazione a indirizzo alberghiero, frutto della preparazione dei docenti e l'impegno degli studenti che serviranno con la divisa del proprio istituto. Un onore che rende orgogliosa tutta la regione. Noi facciamo i migliori auguri anche a questi giovani. Ed è tutto quindi per le notizie di oggi da Info FVG, che ritorna anche con i prossimi appuntamenti tutti i giorni alle 11:15. Non mancate e continuate a seguirci anche sulle nostre pagine social.